Il progetto di ricerca Turismo, Cultura e Industrie Creative, finanziato dal PNRR nell'ambito dell'ecosistema dell'innovazione, fa e accetta una sfida importante per quello che siamo abituati a chiamare mondo del turismo. In realtà qui le università che si sono messe a collaborare in questo progetto, che cominceranno a collaborare per i prossimi 3 anni, vedono il fenomeno turistico nella sua interdisciplinarietà, nella sua profonda dimensione di commistione tra gli aspetti culturali e gli aspetti della produzione e della manifattura creativa. Agiamo a questo livello con 2 obiettivi. Da un lato migliorare la sostenibilità dei modelli di business delle imprese e delle organizzazioni che operano in questi territori, e quindi si tratta da un lato di agire e creare le condizioni per avere degli impatti positivi, valore ma anche significati, e mitigare gli impatti negativi. Un altro livello è quello di agire per questa via sulla sostenibilità del placemaking, che è inteso come la progettazione e la gestione di spazi pubblici e di territori in modo tale che diventino luoghi in cui residenti, visitatori, potenziali consumatori si riconoscano e quindi ci siano delle condizioni di vita, lavoro e di esperienza considerate autentiche e positive. Un secondo ambito legato invece alla mappatura dei flussi informativi, in particolar modo degli user-generated content e di come i turisti percepiscono le destinazioni oggetto del progetto INEST. Anche qui per delineare delle strategie di destination marketing, ottimizzando i fattori di attrattiva e valorizzando i territori coinvolti. All'interno di questo contesto, il Research Task 1 dello Spoke 6 si occupa dell'ecosistema dei dati, cioè di mettere a fattor comune tutti i dati che provengono dal territorio per costruire un digital twin dell'oggetto turistico che possa poi alimentare algoritmi di intelligenza artificiale, di data analytics, che possono trovare soluzioni per il sistema in senso generale, che possono diventare quindi la base per costruire app intelligenti che facciano raccomandazioni sensate ai turisti e che governino il flusso turistico stesso, oppure dashboard che permettono ai policy maker di prendere decisioni informate e di ottimizzare le performance del territorio sia in termini di qualità dell'offerta turistica sia in termini di soddisfazione del turista in generale. Una parte del team svolgerà un'analisi delle narrazioni con particolare riferimento ad alcune lingue straniere, dall'inglese al cinese allo spagnolo, e con attenzione particolare affinché i linguaggi e le strategie di comunicazione delle nuove narrazioni siano inclusive il più possibile e rispecchino anche in qualche modo le peculiarità delle diverse culture alle quali esse si rivolgono. Tutto questo sarà poi raccordato anche da una serie di attività trasversali sulla formazione, sulla imprenditorialità, sulla capacità poi di andare a generare dei laboratori misti tra università e impresa. Il turismo culturale viene spesso nominato come uno dei fattori fondamentali di attrazione di questo territorio, ma forse non abbiamo passato abbastanza tempo, abbastanza riflessione a comprendere che cosa significa davvero la dimensione culturale. La dimensione culturale non è solamente la contemplazione di quello che chiamiamo bellezza, la dimensione culturale è qualcosa che si fa nel processo, si fa attraverso il lavoro culturale contemporaneo che succede ogni giorno nei paesi, nelle città di questa regione, e la dimensione culturale è anche qualcosa che ha a che fare con le comunità degli abitanti, dei residenti nei territori, che hanno un ruolo fondamentale nel dichiarare l'esperienza turistica autentica, reale, veramente vissuta e veramente attraente. Faremo un lavoro di distanziamento dalle forme stereotipate, canoniche di dichiarazione del tipico, dell'attrattivo perché già codificato, e cercheremo di andare a scoprire come le produzioni culturali, le produzioni creative, ma in fondo anche la vita delle comunità, le società che stanno nei territori del nord-est possono da sole, autonomamente e poi in dialogo anche con il turista costruire una nozione veramente profonda e sostenibile dell'esperienza turistica.